Vi ricordate la vicenda della LCA, della Veneto Banca, a seguito della quale si è mossa anche la Procura di Treviso dopo le nostre sollecitazioni? Bene, ci risponde, eccola qua, Banca d'Italia in una lettera abbastanza articolata e noi vi riassumiamo alcuni punti che riteniamo importanti. Prima cosa, ricordateveli perché poi Luigi ve li commentiamo insieme. Primo punto, numero 1, dicono a riguardo si ringrazia preliminarmente codesta associazioni per le informazioni e considerazioni sottoposte a questo istituto. Punto 2, dette comunicazioni hanno costituito oggetto di analisi e approfondimento. Per cui, insomma, ecco qua, si ringraziano, sì. Punto 2, noi avevamo fatto delle obiezioni a Banca d'Italia rispetto alla liquidazione di Veneto Banca e loro ci rispondono che a richiamo dei presidi procedurali eccetera eccetera loro hanno risposto considerando sulla base degli elementi disponibili, cioè degli elementi che hanno a disposizione, e questo era il punto 2. Importantissimo il punto 3, molto importante. Dicono, a seguito della ripetuta cessione a ISP, che è Intesa San Paolo, all'avvio della liquidazione l'attivo residuo di Veneto Banca, ascoltate, risultava contabilmente pari a 5 miliardi 980 milioni. Ricordatevela questa roba, 5 miliardi 980 milioni. Ultimo punto, il punto 4, Banca d'Italia dice tale situazione, cioè quella storia dei 5 miliardi 980 milioni, anche considerando i recuperi potenzialmente eseguibili per effetto di azioni risarcitorie bla bla bla, che sappiamo, no? Ci dice, rende in concreto del tutto improbabile, come del resto da tempo indicato anche dall'informativa periodica assegnata alla LCA, che la liquidazione possa disporre di risorse sufficienti a soddisfare le pretese degli ex azionisti e ex obbligazionisti subordinati di Veneto Banca fondamentalmente, ok? Quindi praticamente noi abbiamo risposto a questa lettera di Banca d'Italia, quindi praticamente Banca d'Italia, Mario caro, vieni qua, ci dice sì, voi ci state scrivendo, ma sappiate che da questa liquidazione non ricaverete assolutamente nulla. Noi abbiamo risposto nuovamente a Banca d'Italia, una lettera molto corposa di 4 pagine su questi punti qua, dicendogli, cara Banca d'Italia, a parte che noi siamo un'associazione senza scopo di lucro, quindi non è che agiamo solamente perché dobbiamo avere qualcosa in cambio. Per questo il fatto che la liquidazione di Veneto Banca, come da voi puntualizzato, non sarà possibile recuperare alcunché a favore degli ex azionisti ed ex obbligazionisti subordinati, non costituisce per noi un elemento che possa farci desistere dal nostro impegno, ma soprattutto tenendo conto di quanto da loro esposto, cioè che ci sono 5 miliardi e 9, che però c'è stata una cessione a ISP, che questa cessione è stata fatta con la garanzia dello Stato e che quindi le garanzie dello Stato hanno priorità sulla liquidazione, no? Ci dicono voi non riceverete niente e quindi dobbiamo cercare di far quadrare i conti per lo Stato, no? E quindi come per dire lo Stato pagherà. Noi rispondiamo che ci siamo interessati della situazione proprio perché non vogliamo che paghi lo Stato. Potenzialmente quei 5 miliardi e passa sono cifre per noi sufficienti se vengono gestite in maniera adeguata, così da non dover essere pagate da pantalone, perché ricordiamo a Banca d'Italia che noi oltre a essere azionisti siamo anche cittadini, quindi se ci dovessero essere dei buchi su questa vicenda pagheremo noi di nuovo un'altra volta, quindi non solo come azionisti ma anche poi come cittadini. Questo preliminarmente, poi andiamo sui punti della questione e ve li sottolineiamo un'altra volta perché qui la Procura della Repubblica di Treviso si sta muovendo e sta approfondendo. Gli abbiamo risottolineato di nuovo a Banca d'Italia, visto che hanno fatto una procedura di approfondimento, no? Che ha dato origine a questa lettera, visto che i commissari su questi punti continuano a essere vaghi e a non risponderci sul merito, li risottolineiamo un'altra volta. Vi chiediamo, anche non considerando ipoteticamente il conflitto di interessi, quindi Banca d'Italia dice che ipoteticamente il conflitto di interessi potenziale non era così elevato, noi chiediamo come mai la professoressa che è all'interno del commissariato dei 3 commissari della LCA abbia preso subito in mano i crediti che doveva i 2 soci di maggioranza per la società per la quale lei lavora, ok? Come mai hanno avuto un carattere di urgenza e sono stati presi immediatamente in mano?
anche perché c'erano crediti, diciamo, messi peggio e di maggiore entità, secondo noi, da prendere in mano immediatamente. Secondo punto, è secondo voi corretto il trattamento che è stato riservato alle società Aprile e 5511, sempre dei due soci di maggioranza della società per cui lavora questa professoressa, nel transare le loro posizioni debitorie? Ancora, terzo punto, come va interpretato alle luci dei principi di correttezza, imparzialità e parità di trattamento delle liquidazioni il fatto che non siano state trattate allo stesso modo delle posizioni sotto, le posizioni analoghe degli azionisti che noi rappresentiamo, di alcuni nostri soci che si sono visti contestare la sussistenza di baciate come le società sotto, cioè avete gestito solo le baciate, tra virgolette, che loro chiamano baciate, per noi non lo sono, di questi soci, io chiamo privilegiati perché li hanno presi in mano subito e le hanno transate e chiuse, e non hanno preso in mano altre posizioni simili anche di nostri associati che ci sono all'interno dell'edilizia. A noi questo non risulta. Perché è stata fatta questa diversità di trattamento? Dopo ci chiediamo, a maggior ragione, com'è possibile che siano state ritenute sufficienti dai commissari delle semplici contestazioni stragiudiziali, perché questi signori che avevano queste posizioni debitorie hanno fatto delle contestazioni stragiudiziali. Noi abbiamo degli associati che hanno fatto delle contestazioni giudiziarie in tribunale, non solo sulle LCA di Veneto Banca, ma anche su quelle popolari di Vicenza, che sono gemelle e non sono state trattate assolutamente in questa maniera. Per noi è fondamentale, ripeto, che ci sia trasparenza e parità di trattamento. Per questo, su questo punto continuiamo a insistere, continuiamo a sollecitare Banca d'Italia, continuiamo a sollecitare la Procura della Repubblica di Treviso perché vada avanti a fare piena chiarezza. Abbiamo altri elementi che presenteremo nei prossimi giorni, sempre alla Procura della Repubblica di Treviso e poi anche a Banca d'Italia, con i primi di settembre arriveremo con delle novità, perché su questo punto vogliamo piena chiarezza e piena trasparenza. Ricordiamo, oltre 5 miliardi di patrimonio. Vogliamo sapere dove sono finiti e come sono stati gestiti, perché l'andamento della procedura, consultando le informative, potete andare anche voi sul sito di Veneto Banca, sono annuali, cioè mandano fuori 4 righe di gestione annualmente e non si capisce, se non andando a cercare, andando a guardare tutti i faldoni, come sono state dismesse certi attivi e come sono stati chiusi appunto certi debiti che per noi restano ancora incomprensibili sia nei tempi sia nei modi. Fatalità, un commissario, ribadisco, lavora all'interno di un'altra società, 2 soci di maggioranza di questa società avevano debiti con Veneto Banca e vengono trattati, secondo noi, in maniera ingiustificata, in maniera avvantaggiata sia nei tempi che nei modi. Questa è la nostra opinione. Aspettiamo di avere chiarezza, perché per quello che ci è dato sapere, questa resta la nostra opinione. La lettera di Banca d'Italia ancora non ha fatto chiarezza su questi punti per quanto ci riguarda. Restiamo in attesa. Grazie a Banca d'Italia per l'attenzione che ci ha dato, ma soprattutto grazie a voi, vero Mario, perché solo condividendo con i nostri numeri sul nostro sito questi video ci date forza e siamo cittadini semplici, visibilità per poter continuare a parlare e a contestare alle istituzioni quello che riteniamo che non vanno bene. Grazie mille a tutti.